Buonasera seria a tutti e benchietati con Gnovis, manche poche ufficialità, ma gli dati sono ormai certi. Le elezioni regionali, per rinnovamento dal Consiglio e del Presidente dal Friuli Venezia Giulia, si tegneranno domenica i 2 e l'11 e 3 di aprile. Alle intendimenti di questa amministrazione procede adozione delibere che allora fissa ufficialmente gli dati delle elezioni regionali e comunali prossimi, delibere che sarà adottate dentro dal 1 di febbraio del 2023, lo ha detto l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che UE ha presentato una generalità a questa in tal corso di riunione di giunta regionale. Non fulminaci il Seren, ma già di diversi tempi rapporti tra il Chiaf Group di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli e res dal partito ieri in tirazza Vonde. Nicoli con Walter Zaluca, slontanato per posizioni critiche sulla sanità, Emanuele Zanon, dispatriato di progetto Friuli Venezia Giulia per confluire in futura di Ferruccio Saro, allora costruì un Youth Group che si collocherà in maggioranza. In Forza Italia, quasi dismieggiate dal principio delle legislature, Resting, Mara Piccin e Franco Mattiussi, di là di Piero Mauro Zanin, presidente de Aule. Flusso dal gas che al vende Russia è annullati in entrate bande la Italia e di Discia. Ormai la situazione registrata in tali impianti di Malborghet Valbrune e di Bolin Neri, ma non sarà scollegate ai svindix di Putin viers dall'Occidente e al potere derivata manco il domande di gas dal nostro paese dopo il rallentamento dei volumi di produzione in tal periodo des fiestis di Nedale, caldi di bisogno di gas per rialzo des temperaturis di questi ultimi giornati. Da ma è difficile per il momento previò scenari futuri, anche se è difficile che il Friuli e tutta l'Italia può restare a secco. E sarà la Pizzarotti di Parma a fare la nuova presione di 300 posti di San Vito al Tilimento e l'importo dai lavori arriverà a 30.650.000 euro. Lo ha fissato il Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata da BUE, la che ha determinato il risarcimento dai dams più o manco $1 milione di euro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alvarà di corrispondi alle aziende emiliane. Emergenze a Paulette, dentro di un arsilar per deliberare un geometre che all'ire da ora fa desmisurazioni, è stato bloccato con una gambe in tal terreno, restante improibita di liberarsi. L'allarme è saltata dormiesdì di UE, sul puesto dunque è arrivato una squadra del sede centrale, svoris dal fug di Udin, che ha provveduto a sistemare sul terreno certi tox di schiale, evitando così di sprofondare a loro volte. Gli udanzi con qualche pale hanno sgievato a torre di liberanti il pit de smuarse dal terreno. Le operazioni di soccorso sono là di lungo per più o manco un'ora. Adesso in tan gravis le condizioni dell'uomo di 32 anni che ieri dopo di misdia rivedisci di Codroipali era stato ustionato in maniera seria in tal 90% dal quarp per cause in corso di accertamento. Dal disbaracciatore che all'era da ora doprai era partito una flammade che lui aveva investito riducendo in pochi in una torce umane. L'uomo in un primo momento accettato all'ospedale di Udin, di Gnot, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in elicottero a Verone, dove è stato accettato in tal nosocomi Borgo Trento. Una pistola che rimonta ai primi anni dal Novecento è stata rinvenuta a Tavagnà, lungo via Trieste, in una zona di campagne. L'arma in stato di conservazione pessima è stata recuperata dai carabinieri della stazione di Tresesin dopo le segnalazioni di un cittadino che l'aveva veduta. La pistola, in condizioni precarie, stante manutenzione, conserva anche il suo numero di matricole, ma non risulta censite in te banche d'AS de polizie. È possibile che in tal tempo, dopo il decesso del proprietario, si è di passare di una mano in che altre senza comunicazione ufficiale e questure competente. Due interventi di soccorso sono stati fatti in Monti, il primo sulle piste dal Cioncolan, dove che un uomo di 23 anni ha regolato malamente, che dopo di misdì, intanto che faceva snowboard. Il fantat, che ha un trauma cranico forte, è stato portato in svolo all'ospedale di Udin. Il secondo intervento a Sapade per un forest di 70 anni chiappato di un male in un esercizio pubblico, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Bellum.
Nuie boz e fux di artifici per prim dall'anno in tal comune di Tavagnata, anche provvedut dal regolamento di polizie urbane che proibisce l'uso di materiali che scloping e pirotecnics in presenza di animali e a una distanza più bassa dai 300 metri delle abitazioni. Non è stato adottato un'ordinanza specifiche per ciò che questo regolamento, a sclarisce il sindaco di Tavagnà, Moreno Lirutti, e è già in bore sul territorio a tutele delle persone e degli animali di lunghi ducci e dis dall'anno. I studenti des medis di Buie non hanno perduto neanche un dì di scuole, hanno frequentato regolarmente dell'istituto di lung dai lavori di ristrutturazione. Lavori che termineranno in curto con un investimento di 1.000.000 di euro. Domani l'amministrazione comunale darà le vie libere alla progettazione per il nuovo asil NIT. E per queste sede alle dute, Gnovis al torne domani alle stesse ore. Mandi e buone serate di Viodisi.